Vasca con la prima serie, la ritroviamo in quarta corsia, la pluricampionessa italiana giovanile nello stile libero, medagliata anche nel dorso, nella farfalla e nei misti. In questa gara dei 100 rana, finalista al 4 nazioni di Lignano Sabbiadoro, manifestazione in cui ha conquistato 3 medaglie sempre nelle distanze della farfalla, dello stile e della rana. Passaggio a metà gara, Matilde Cerchiera 34,26 davanti a Sara Gusperti 34,68. 34-64, passaggio di Sara Gusperti che nuota in quarta corsia, testa a testa proprio con la Cerchiera che nuota in sesta corsia, portacolori della società Piave Nuoto. Attenzione anche all'inserimento di Letizia Memo nella quinta corsia, testa a testa per determinare la vincitrice dei 100 rana ragazze. Attenzione alla quinta corsia di Letizia Memo, 1,14,86 davanti a Sara Gusperti, 1,15,06 e in